Ultime 4 settimane in classe per gli studenti veneti, con la scuola già al lavoro per assicurare un ritorno sui banchi a settembre il più normale possibile. Sono in corso a tamburo battente i concorsi ordinari per stabilizzare i precari e scongiurare quel turnover di supplenti e discontinuità didattica che si è verificato quest'anno e in passato. Noi contiamo molto sulla possibilità di immettere in ruolo i vincitori di questi concorsi già dal prossimo anno scolastico e sappiamo che dal Ministero avremo un contingente di nomine in ruolo che negli scorsi anni non abbiamo potuto pienamente utilizzare perché non avevamo gli idonei, non avevamo i vincitori dei concorsi perché i concorsi non c'erano e quest'anno, avendo i vincitori dei concorsi, contiamo di poter, diciamo così, ridurre, se non eliminare, quella quota, quella fetta di precariato che è una caratteristica molto penalizzante per la scuola del Veneto. Non è invece purtroppo risolto uno dei grossi problemi che riguarda il reclutamento degli insegnanti di sostegno. Perché lì sappiamo già che il numero di nomine in ruolo che potremo fare è nettamente inferiore rispetto al fabbisogno, in quanto abbiamo avuto addirittura meno candidati al concorso dei posti messi a concorso, quindi lì purtroppo avremo ancora una quota di precari e quindi supplenze in numero considerevole da fare. Un anno scolastico, quello che sta per concludersi, ha due facce. Fino a marzo la situazione è stata molto difficile sia per il numero di contagi sia per la complessità del protocollo di gestione dei casi Covid a scuola. Dopo Pasqua la situazione è decisamente migliorata. Ora le scuole sono davvero concentrate, sull'attività didattica, sugli ultimi scampoli di attività didattica, hanno ripreso anche le visite di istruzione e le attività esterne, che è una cosa molto positiva, quindi i contatti col territorio e si stanno avviando, diciamo così, anche alle attività di scrutini e di esame.